dopo la fiera, c'è la seconda. Sembra che la seconda, però non so certo. Non si deve fare un po' più avanti dall'altra parte della Mattia. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Allora, come partiamo nella seconda fase del gara, quindi abbiamo la divisione del piano. Dopodiché questo spazio sta completamente sostituito da una fase, per cui passare al vaglio proviamo a parlare quindi rinnovo di nuovo con il benvenuto qui in questa sala consigliare Mamoiara per quanto riguarda la fase del PDA, quindi siamo nella seconda fase della costruzione del GAL. C'è una buona partecipazione, ma soprattutto abbiamo il dottor Vicchieri che col suo staff ci farà capire bene come poter accedere quindi a questa fase conclusiva per subire poi il vaglio della regione Sardegna. Non mi trattengo più di tanto, ringrazio comunque anche tutti i miei colleghi sindaci che vedo qua presenti, Laurani, Ortelli, Orgosolo, ma anche il vice di Fonni, sto dimenticando qualcuno, manca Torcati, il pomeriggio manca Oliena, lo stavamo saltando, esattamente, dovremmo esserci tutti. E anche l'agenzia Laura che ci sta dando una mano non da poco per portare avanti questo piano. Adesso passo direttamente la parola al dottor Vicchieri. Buon lavoro. Buonasera a tutti. Noi siamo Società Plans che siamo affidatari del servizio di organizzazione delle fasi di progettazione partecipata per la presentazione necessaria per la presentazione del piano di azione del GAL. E questo è un po' l'aspetto rispetto al quale noi dobbiamo fare il ragionamento del GAL, di questo nuovo GAL che adesso ha un acronimo che poi forse dovremmo scegliere anche un nome, perché l'aspetto principale di queste azioni è costruire il gruppo di azione locale e poi proporre una strategia di sviluppo per il territorio. A che punto siamo? Questo abbiamo chiamato, così facciamo vedere anche la nomenclatura, kick-off meeting, che è un termine che si usa nel campo della progettazione partecipata, che significa il calcio di avvio. Siamo proprio all'inizio della partita, una partita che dobbiamo giocare molto veloce, non ci sono tempi supplementari, abbiamo il generale agosto che sta incombendo, per cui questa fase che è partita molto velocemente, d'altronde è anche il nuovo GAL questo, no? Un GAL che ha l'ambizione di essere il più giovane nel panorama dei GAL, ma che ha molta ambizione di raggiungere il risultato. È partita diciamo, la settimana scorsa e quindi dobbiamo concentrare in questo periodo che si è stanchi, ci sono tutta una serie di azioni e di sensibilizzazione per costruire che cosa? Alla fine per costruire un gruppo, il gruppo di azione locale. Oggi che cosa faremo? Intanto non saremo tantissimo, non dobbiamo fare riunioni interminabili con interventi, con relazioni, con dati tecnici, ma esplicheremo un percorso di partecipazione che da qui al 4 di agosto, quindi oggi partenza, fine del percorso di partecipazione il 4 di agosto, ci consentirà prima delle ferie di costruire insieme che cosa? Tutta una serie di idee, strategie, le verifichiamo, suggerimenti, affinché poi si possa compilare quello che diceva
il sindaco di Mogliano, diceva Balone, che cosa? Il piano delle azioni, che è quel documento che la Regione Sardegna valuterà per farci vincere, perché qui stiamo giocandoci una sfida, un campionato, è partecipare al campionato, non solo per partecipare, per piazzarci in classifica, ma per essere tra i massimi 15 GAL che sono destinatari dei finanziamenti regionali e possano giocarsi la partita del PSR, il piano di sviluppo regionale. Di cosa stiamo parlando? Del programma di sviluppo rurale. Stiamo parlando del programma di sviluppo rurale per la Regione Sardegna 2014-2020. Molto velocemente, ve lo dico per non annoiarvi, siamo già una seconda stagione, molti di voi penso che abbiano avuto anche esperienze con la precedente programmazione che ha in questo territorio dispiegato tutta una serie di politiche, di azioni, di strumenti rispetto ai quali poi in una successiva riunione, un successivo incontro faremo anche un ragionamento. Che cos'è sono anche questi termini? Ve li dico perché giusto per fare un riassunto veloce. C'è un percorso che perché la Regione Sardegna ha posto in essere, di cui accennava all'inizio il sindaco, che viene proposto in due tappe. Una prima tappa che è quella della costituzione del partenariato, che si è conclusa e che è stata la prima partita vinta, insomma, c'è l'accettazione del partenariato. Il partenariato sapete che cos'è? È un partenariato pubblico-privato che è fatto da istituzioni, in questo caso le amministrazioni locali che hanno promosso la posizione del GAL e operatori privati che infatti io non li conosco tutti, ma alcuni di loro saranno già all'interno del partenariato, altri potranno in questo momento, in questi giorni iscriversi. Questi sono i territori ammissibili, altra parola, vi dico sempre perché penso che molti di voi lo sappiano già, non tutta la Sardegna, non tutti i comuni della Sardegna sono compresi nei territori ammissibili, ci sono delle caratteristiche però all'interno della comunità montana che è il gruppo che poi ha promosso questo GAL, ci sono rispetto alla precedente programmazione per esempio un nuovo comune che diventa territorio ammissibile, che è il comune di Oliena, mentre il comune di Zorgani, che comunque fa parte della comunità montana, non è considerato comune ammissibile. Vedete, questi sono i parametri, devono comprendere territori liberi che abbiano tra i 15.000 e i 100.000 abitanti, includono una più comune, eccetera. Sono dati tecnici che sono già stati analizzati, rispetto ai quali c'è stata già un'approvazione della prima fase e rispetto a questo, andiamo alla fase di selezione. Questa fase 1, selezione del partenariato del territorio proponente, è stata raggiunta. Noi ci troviamo proprio nella fase 2, progettazione del piano d'azione, rispetto al quale possono partecipare soltanto i soggetti che hanno superato la fase 1. Questi sono i requisiti di accesso alla fase 1, andiamo avanti. Alla fase 2, aver superato la fase 1 e presentare il proprio piano d'azione. Ma quali sono le azioni, di questo, che bisogna compiere, gli atti che bisogna compiere per arrivare alla presentazione del piano di azione? Si devono fare tutta una serie di interventi di discussione per stabilire quelle che sono le strategie di sviluppo locale che vengono attuate tramite il GAL. Il GAL, no? Sembra una parola che tutto consueta, ma alla fine è la costituzione di un organismo, di una comunità, mettiamola in questi termini, che non è una comunità, politico-amministrativa soltanto, ma è, l'unione, infatti si chiama partenariato pubblico-privato, tra diversi soggetti, quelli che hanno un ruolo istituzionale, sono i sindaci, che sono rappresentanti eletti, quelli che sono invece rappresentanti del mondo delle associazioni, che in termini molto tecnici si chiamano stakeholders, rappresentanti di associazioni culturali, produttive, eccetera, ma quelli che sono poi gli operatori, rispetto ai quali ci saranno anche i benefici delle azioni del GAL, che sono i portatori di interesse diffuso e gli imprenditori o coloro che poi vogliono intraprendere un'attività. Questi, nel corso dei nostri incontri, di quella che è la strategia di comunicazione,
insieme e coadiuvati con i facilitatori che saremo noi, cioè noi non siamo soggetti proponenti di strategie, ma siamo quelli che cerchiamo con voi di trovare quelle forme di discussione, di facilitazione della discussione, affinché le vostre idee, che siete sempre voi quelli che dovete proporre le idee, le vostre scelte rispetto a questo set di ambiti tematici che sono stati individuati. Ecco, un altro passaggio, noi dobbiamo parlare tutto quello che ci viene in testa. C'è un set, un elenco di ambiti tematici rispetto al quale si fa un ragionamento insieme per verificare quelli che sono gli ambiti tematici di intervento più consoni rispetto al vostro territorio, rispetto alle vostre idee, rispetto a quello che voi pensiate siano le migliori strategie per lo sviluppo del territorio. Sulla scelta di questi ci saranno le discussioni, l'oggetto della partecipazione, e alla fine si stabilirà di scegliere un massimo di 3 ambiti tematici di intervento. Io mi soffermo un attimino su questo, ma per minuti. Non è una discussione tanto per farla, no? Sì, parliamo, vogliamo tutto, c'è una logica che si dice nella pianificazione, che la logica è anche cosa volete fare in questo territorio? Vogliamo fare lo sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile, va bene, poi un altro è anche riqualificazione urbana, va bene, mettere anche 5, 6, 7, 8, 10. Quello si fa quando il partenariato, il soggetto che discute, non conta niente. Si fa nelle riunioni giusto per fare un po' di propaganda. Dite che tu me la proponi quest'altro, benissimo, dimmi un altro. Qui invece è un aspetto diverso e importante anche sul potere di decidere che ha il GAL. Si deve scegliere e votare poi alla fine quelli che sono gli ambiti tematici, cioè una selezione rispetto alla quale il partenariato si prende la responsabilità di proporre per il territorio una determinata strategia di sviluppo, con ambiti tematici che però non sono infiniti, sono alternativi, cioè dobbiamo dire si sviluppa questo ambito tematico rispetto a questo. Questo è l'importanza di fare partecipazione, non perdita di tempo. State partecipando, come si dice, per contare questa volta, perché questa strategia la fa il partenariato. Gli ambiti tematici li vedete, sono diversi, dallo sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali, alimentari, artigianali, eccetera. Lo sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile, del turismo sostenibile, la cura e tutela del paesaggio, la valutazione e gestione delle risorse ambientali, la valutazione dei beni culturali, accesso ai servizi pubblici essenziali, l'inclusione sociale. Io ne ho già indicato tanti, e non ci stanno tutti, non ci stanno tutti, dire articolate, poi abbiamo questo aspetto organizzativo, ci sarà un momento in cui il partenariato sceglierà e quella scelta sarà valutata dalla regione, oltre che la qualità, che è l'aspetto fondamentale, della partecipazione, di quanto partecipiamo, non il numero, non se abbiamo una riunione di 500 persone vinciamo la partita. Speriamo che ci sia molta partecipazione, ma che sia una partecipazione attiva, non come stiamo facendo in questo momento, io sto facendo produzione, no, oggi è il momento della partenza, della spiegazione, della presentazione del programma, che è molto trasparente. Pensate, siamo in streaming, cioè ci sono delle persone che se vogliono possono essere collegate e ci stanno ascoltando. Tutte le discussioni che facciamo sono filmate proprio per contratto regionale. Ci saranno non un riassunto di quello che facciamo, ma sarà tutto quello che facciamo registrato, consegnato. Ci sarà proprio un momento in cui si dirà tra 7 anni, quando si farà il bilancio del GAL, di questo progetto che state iniziando, sperando e sono convinto di vincerlo, allora diranno, ma chi l'ha deciso questo? L'abbiamo deciso assieme, l'abbiamo deciso in queste assemblee, siamo partiti da Mamogliano, abbiamo fatto questo percorso e abbiamo deciso queste strategie rispetto all'altro. Per essere ammessi alle strutture che faccio giusto le parti iniziali, devono essere sviluppati i capitoli del format regionale, cioè c'è una forma da compilare, realizzare il piano del percorso di partecipazione. Noi abbiamo scritto un percorso di partecipazione che è diverso rispetto ai nostri concorrenti.
perché stiamo giocando sulla partita. Ci sono altri gatti, no, in tutta la Sardegna che stanno facendo il nostro stesso percorso. Dove ci sono più partecipanti rispetto ai posti che convengono per vincere la partita. Per cui il percorso di partecipazione finalizzata alla costruzione della strategia del piano delle azioni è un percorso che evidentemente noi abbiamo scelto anche l'impostazione che ha dato la comunità montana, quella così, nella impostazione del bando che abbiamo vinto noi come società, era quella non di limitare, seppure il periodo era molto limitato, gli incontri a pochi incontri. Se notate, gli altri GAL stanno facendo qualche incontro, 5, 6, 7, 8 incontri, almeno da quanto appare sulla stampa. Noi abbiamo l'ambizione di fare almeno 3 sportelli per paese, poi ci torniamo, e di realizzare almeno 2, anche 3 incontri di partecipazione per paese. Quindi è un meccanismo di presenza di questi giorni che sono molto particolari, che è indirizzato a che cosa? A fare una mega riunione, a fare partecipazione e a fare sensibilizzazione. Quello che dicevo prima, non è spazio per tutti, uno basta che presenti e poi no, ci sarà qualcuno che verrà iscritto. L'istruttore della selezione poi avverrà, dopo che presentiamo il PDA, la scadenza della presentazione è il 15 di settembre, però la fase di partecipazione dobbiamo chiudercela prima del periodo feriale, anche per non rompere le scatole poi alla gente nel periodo ferragostano, ma arrivare alla ripresa a fine agosto, primo di settembre, per completare tutta questa istruttoria che stiamo facendo in questo periodo. Che cosa aspetta? Qual è il pubblico? Poi facciamo la popolazione delle azioni. Cosa aspetta a voi, ai territori e ai loro portatori di interesse? Far emergere i fabbisogni prioritari. Io sto insistendo molto su questo, perché dovete approcciarvi a un'azione attiva, cioè dobbiamo discutere, cioè dobbiamo, tra virgolette, anche litigare, cioè nel senso dobbiamo confrontarci su dei fabbisogni prioritari. Non dobbiamo stare zitti e dire va bene tutto quanto, poi alla fine si trova, no. Cioè cerchiamo di costruire anche il nostro essere comunità, il nostro essere gruppo di azione locale, confrontandoci su delle scelte. Perché alla fine la discussione è determinata, anche partecipata sulle scelte, produce non solo quegli argomenti per poter vincere il bando, ma produce anche una progettazione di dettaglio che è una progettazione veramente partecipata. Alla fine chiaramente l'aspetto tecnico poi dopo verrà seguito dalle agenzie regionali, in questo caso con la ONU che è qui presente, che accompagna in questo percorso tutti i GAL che stanno partecipando nella Sardegna, e alla fine c'è una bella parola inglese, c'è fine tuning, per costruire la strumentazione specifica per il territorio. Non sarà esclusivamente il livello di dettaglio quello che noi presenteremo alla fine, ma poi in una logica, si dice anche partecipativa, di confronto, si andrà proprio a definire nel dettaglio quelle che saranno le azioni che verranno, una volta vinto il bando, credo, che andranno poi dettagliate sul territorio. Questi sono i requisiti del gruppo di azione locale che ci abbiamo già fatti. Ricordate un'altra cosa, non stiamo costruendo una compagnia così per un comitato di una festa, stiamo realizzando un soggetto importante dello sviluppo che una volta considerato ammissibile a essere il soggetto che gestisce dei fondi europei sul territorio, cioè c'è proprio questo concetto che è un concetto molto più importante della programmazione europea, cioè avvicinare la gestione delle risorse europee per lo sviluppo a chi? A quelle organizzazioni che sono più vicine al territorio e conoscono di più il territorio. Ma per far questo non è che c'è una compagnia che ci vediamo ogni tanto, ma ci sono tutta una serie di presupposti e anche la costruzione di una attrezzatura che fisica,
con la sede che deve essere istituita all'interno in un comune facente parte del GAA, con tutta una serie di requisiti anche di comunicazione e di trasparenza molto molto importanti. Quindi state giocando anche una partita di costruire una infrastruttura, non un'infrastruttura un locale, ma un'infrastruttura di sviluppo importante, perché tutto questo impegno che c'è anche della Unione Europea, della Regione, del piano di sviluppo rurale, eccetera, non può essere limitato soltanto alla partecipazione e alla dotazione finanziaria che accompagna questo strumento, ma l'ambizione e la scommessa è costruire un'agenda di sviluppo, cioè costruire un gruppo che, partendo dall'esperienza che si farà col PSR, si candida a gestire e ad ampliare le ipotesi di sviluppo sul territorio. È la strategia, diciamo, costitutiva che voi avete avuto, che i vostri sindaci in questo caso hanno avuto nel costruire un nuovo GAL. Credo che sia sottesa da un ragionamento di poter riprendere, insomma, una ipotesi di sviluppo puntata molto sulle produzioni locali, su quelle che sono produzioni di qualità, e che possa questo gruppo, questo strumento, questa agenzia di sviluppo candidarsi proprio ad altre occasioni, non di attivazione di finanziamento, ma di gestione di un processo di sviluppo per il territorio. L'ho già detto del fine planning, questo per la costruzione del completo piano di azione, però è un discorso che speriamo di arrivare, insomma, speriamo di vincere e poi ragionare su questi temi. Le due azioni, ecco, avanti, ok, questa è la parte di questo. Queste sono le due date, e conclude poi vi dico qual è l'argomentazione, come si dice, il proseguo di questa iniziativa. Le due date, una era il 15 giugno per la fase 1 e il 15 settembre la presentazione della fase 2. Non è un concorso che aspettiamo al 15 settembre, è un momento in cui ci stiamo ragionando assieme, col percorso di partecipazione, col confronto con le agenzie regionali, col confronto con l'autorità di gestione, con l'assessorato all'agricoltura, insomma, che verifica tutta questa azione. C'è in Sardegna tutto un momento, insomma, di partecipazione e di discussione, perché non c'è soltanto la competizione, ma si sta cercando di trovare una strada per veramente ottimizzare quello che già bene si è fatto, fatte bene, con la programmazione precedente. Cosa facciamo? Io ho fatto adesso proprio una, forse anche abbastanza poco dettagliato, ma sono anche argomenti che avete discusso e che discuterete e con i quali ci confronteremo, dato una panoramica di dove siamo e dove ci troviamo in questo momento. Da questo momento in poi, da oltre questo calcio inizia il percorso di partecipazione. Il percorso di partecipazione che ha due strumenti. Noi produrremo due strumenti. Il primo strumento si chiama sportello. Che cos'è lo sportello? Sembra che lo sportello sia lo sportello di informazione. No, uno che va lì e dice: ascolti, ma questo PSR che cosa fa, che non fa, ma se io ho un'attività posso essere finanziato, eccetera, eccetera. Quello è uno sportello consulenziale. Lo sportello che attiviamo è una sorta di antenna in ogni comune. Noi saremo per 3 giorni, io e poi per esempio i miei collaboratori dello staff, per fare che cosa? Per ragionare insieme, per discutere con i cittadini che non si spostano, con gli operatori che fanno già parte del GAL, per vedere se qualcuno vuole impegnarsi col GAL, per vedere se qualcuno ha anche interesse, perché ci sono dei cittadini dei nostri comuni che possono avere interesse e non partecipare, però con un'antenna e con uno sforzo di partecipazione che non è della riunione della sera, della riunione che deve partecipare, ma la vedo di mattina in orario ufficio, come si dice, dalle 8 alle 2, no, c'è in contemporanea con gli orari dei comuni, per cui c'è un momento di preparazione a tutto e tutto. Ecco, questo è l'aspetto importante che vorremmo proprio puntualizzare. Non ci può essere una timidezza, ci può essere una non abitudine di parlare in un momento di progettazione e partecipazione,
partecipata, invece noi superiamo anche quello, andiamo a avere un rapporto singolo, cioè uno a uno, nel quale non si spiegano i meccanismi, non è questo il momento, ma si spiegano, ci si confronta su quelle che sono le azioni che dobbiamo fare adesso, cioè quelle che sono le intenzioni, le idee che magari un operatore, un giovane, un portatore di interesse ha discusso, elaborato anche dentro di sé e che deve necessariamente per l'efficacia del percorso essere portati in campo, insomma, nelle discussioni. Questi sono i primi sportelli, li chiamiamo sportello 01 per ognuno di questi, vedete, questi sono queste 2 settimane, no? Abbiamo Tano, Lieno, Rani, sono quelli del 19 e del 20, poi vediamo tutto il calendario completo. Però per ognuno di questi noi abbiamo voluto anche differenziare la grafica, perché stiamo costruendo stiamo facendo una passeggiata, qualcosa tanto per fare. Stiamo costruendo una grande occasione, un grande progetto, che è un progetto di partecipazione e un progetto di sviluppo locale, che è un progetto che muove economicamente, al di là di quello che è il finanziamento. Muove un territorio per cui ogni azione, ogni sportello, ogni comune ha dignità di progetto. La copertina, passatemi questo termine, si fa per il progetto, no? Quello che c'è su. Ogni azione che fate, ogni sportello, ogni attività ha la stessa, per il vostro impegno, dignità, lo stesso rango di un elemento progettuale. Domani mattina, 19 domani mattina saremo presenti a Ottano e Ortesi, va bene? Il 20 saremo presenti già a Olieno Rani, poi vi faccio il calendario completo. E questo è il primo strumento, quello della mattina. Il secondo strumento, sono gli workshop, che ha lo stesso nome di quello di questa sera, no? Adesso qui abbiamo il 26 luglio Olieno, il 27 luglio Rani, il 19 luglio, cioè domani andiamo a Ortesi, poi il 21 luglio a Ottano, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa facciamo in questi workshop? In questi workshop facciamo l'attività di partecipazione. E qui 2 minuti vi racconto, anche se è difficile raccontare, ma è meglio partecipare, le modalità con le quali noi faremo partecipazione. La partecipazione non è una comunicazione monodirezionale come quella che sto facendo adesso io vi sto parlando e voi mi state ascoltando. La partecipazione presuppone il fatto che noi nell'assistenza tecnica non abbiamo pochissimo, ma ingeneriamo una discussione su alcuni temi. Cioè non deve essere poi alla fine una cosa grandissima questa partecipazione. Speriamo che sia partecipazione, ma se qualora fosse molto partecipata, i laboratori di partecipazione partecipata della quale noi abbiamo un'esperienza pluridecennale, li scendiamo in più parti, perché nel laboratorio, nel workshop di progettazione partecipata è importante che ci sia la possibilità a ognuno di esprimersi, ma non con un discorso, ma addirittura con delle tecniche che oramai avete visto anche tutti quanti, no? Dell'idea che viene scritta su un foglio, che viene recepita, che viene clusterizzata, termine bellissimo per dire cluster, dire grappolo, no? Cioè viene messa insieme ad altre idee per costruire che cosa? Alla fine di tutto una strategia, per poter essere incanalata in quelle strategie e poi alla fine di questo percorso scelta. Magari quella discussione, quel contributo che può fare uno di voi, alla fine di quella discussione non viene perso, ma viene poi inglobato oppure scelto come una strategia, un'idea che può essere fatta in un secondo tempo, perché anche chi partecipa valuta che c'è un'idea per il territorio migliore. Chiaramente questa va fatta in diverse fasi. Ogni territorio nella discussione, ogni territorio, ogni comune, cerchiamo di fare il fine tuning, la sincronizzazione fine, cioè di non parlare lo stesso linguaggio dappertutto, ma ragionare anche dei temi che ci sono in quella comunità, sempre all'interno di quei temi. E alla fine, con un percorso che si concluderà il 4 di agosto, faremo con un meccanismo che ci viene suggerito dalla regione, la scelta delle aree tematiche, dei tematismi che poi saranno riportati nei PDA.
Questo è il calendario, se andiamo un po' avanti, poi vi rifaremo avere, perché diciamo gli strumenti di comunicazione. Per esempio, il 19 luglio domani abbiamo questi eventi, lo sportello Arottelli di mattina, il workshop di sera, lo sportello Ottana di mattina, il 20 luglio a Oliena c'è sportello, il 21 a Fogni sportello a Ottana workshop, il 22 luglio a Orani sportello e a Orgoglio sportello. Sono già date che abbiamo concordato un po' con i sindaci. Vi prego di tenere fermo questo calendario che abbiamo discusso adesso, quindi non ci sono molti elementi di libertà, di grande libertà. Il 25 luglio, Orottelli di sportello, secondo addirittura Mamogliata sportello, Ottana sportello con il workshop, quindi concentriamo gli sportelli di mattina e poi il workshop di sera. Poi adesso siamo qui qualche sera, siamo un gruppo, un team di 10 persone che sta lavorando proprio su questa campagna di progettazione partecipata e così via. Questo adesso vi stiamo facendo vedere, poi diciamo dove si possono fare, come comunichiamo e quali sono poi le date. Per ogni momento ci sarà la comunicazione. Vai avanti. Questo è il programma fino al 1 agosto. Per chiudere, stavo ipotizzando una chiusura del 4 agosto a Orottelli Ottana, insomma, che chiude partendo da un lato all'altro del territorio del Garda. Poi arriviamo agli strumenti di comunicazione. Dovremmo utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione per che cosa? Per raccontarvi quelli che sono quello che stiamo facendo, anche, ma per entrare in contatto. Come vi stavo dicendo, i miei collaboratori adesso hanno predisposto tutta una serie di strumenti, dalla telecamera che sta riprendendo tutto quello che noi stiamo facendo, a un'altra telecamera che sta mandando in streaming all'interno della pagina Facebook, in questo momento quello che stiamo facendo, per fare sì che anche quando non si partecipa alle nostre discussioni ci sia la possibilità di interagire. Non solo per fare alibi, no, non mi avete chiamato, perché sarà la cosa che sentiamo spesso, ma io non sono stato iscritto, io non sono stato chiamato, non mi è arrivato questo, poi mandiamo mail, se riusciamo telefonate, messaggi, tutti voi chiamate, però diamo la possibilità anche di utilizzare i mezzi che normalmente si utilizzano per poter interagire rispetto alla campagna di progettazione partecipata. Questo è uno dei primi strumenti, che è la pagina Facebook, che verrà rivalutata negli altri social, quindi quando sarà pagina Facebook sarà poi in Twitter, in Instagram, faremo il canale su YouTube, eccetera. Bisogna che questa pagina Facebook venga condivisa. Quindi la prima cosa che vi chiedo è, possiamo condividere con i nostri amici, così i nostri amici, ma di fare un meccanismo, speriamo, virale, per cui questa pagina che è chiamata Patriarcato Garbo Legge Emergenza Morte Barbato, nome che è abbastanza lungo, no? E poi ci ritorniamo anche al nome, possa costituire che cosa? Un elemento di informazione, ma anche un elemento poi alla fine di discussione. Secondo, noi siamo molto attenti anche a fare la comunicazione sui mezzi di comunicazione tradizionali, non social. Già oggi abbiamo attivato un nostro ufficio di relazioni esterne verso la stampa e abbiamo mandato i cosiddetti redazionali già ai giornali online e ai giornali locali. All'inizio magari non parte di pubblico, ma abbiamo una strategia di comunicazione, perché tutto quello che riusciamo a comunicare non è da assolvere a un nostro dovere per la regione, ma è cercare di coinvolgere più gente possibile. Oggi ci avete dato nuovamente i vostri indirizzi, costruire il database di tutti quelli che sono interessati è una cosa fondamentale. Ci saranno anche poi, interagiamo con le nostre mail, abbiamo mail dedicate, abbiamo anche i numeri di telefono che vi chiamano, che sono numeri di telefono dedicati a questa operazione di progettazione partecipata, e noi pensiamo con tutta questa strumentazione messa in campo
questa sperimentazione messa in campo, di ottenere che cosa? Sì, voi dite, di vincere, e va benissimo, però vincere significa però dimostrare non con artifici che effettivamente abbiamo costruito con la partecipazione, la costruzione di un gruppo. Questo è l'aspetto che noi curiamo, no? Cioè il building, si chiama proprio in termini tecnici, per non sentire un po' così distrattamente qual è l'idea di tutto, ma è cercare di costruire anche a diversi livelli quello spirito di comunità rispetto alla quale sono stati progettati i gruppi di azione locale. Ora, è un periodo strettissimo, un periodo molto di corsa, che stiamo cercando di vincere la battaglia, ma è un periodo in cui ci si affiatta anche, no? Avete fatto tantissime esperienze nella vostra vita di partecipazione politica, sociale, sportiva, eccetera. Quando c'è la scadenza, la battaglia ci si affiatta e ci si forma, e chiudo un po' su questo, che permettetemi non sarà neanche così lungo, ma oggi era il scopo, non era la partecipazione, era il raccontarvi quello che dovremmo fare. O iniziamo a formarci anche tutti quanti, non che noi siamo i portatori della scienza in questo, o l'agenzia la ONE sa tutto quanto, noi dobbiamo costruire questo gallo, non un gallo. Dobbiamo costruire le strategie per questo territorio, non le strategie che sono di moda. Per far questo però dobbiamo fare una sorta di compagnia, e cioè capire che ci stiamo giocando una partita importante, non per assolvere il nostro dovere, anche per una situazione, perché a me piace quando gioco, insomma, però è sempre bello a portare a casa il risultato, non quelle che Cupertino diceva, l'importante è partecipare, l'importante è vincere. L'importante è mettercela tutta, pensare che dobbiamo raggiungere il risultato, ma per far questo non ce la facciamo con essendo freddi, questo periodo è un po' difficile, ma essendo distaccati, dobbiamo fare partecipazione, dobbiamo costruire questo che cosa? Questo nuovo gallo, con tutti gli strumenti e con tutte le azioni di comunicazione che dovremo fare. Il primo, io vi lancio poi il tema di discussione, eccetera, sarà anche quello che va in nome. Perché, non so se vi ricordate, il Bianco Troisi, no? C'era una battuta in un film, c'era la compagna, diceva, come lo vuoi chiamare il figlio? Diceva, come lo vuoi chiamare Massimiliano? Diceva la compagna, diceva, no, lo vuoi chiamare Cubo, che sono via subbacco, perché dice? Perché se uno c'è il nome lungo, quando inizia a chiamare il Massimiliano, il bambino è scappato, devi chiamarlo con un nome che si ricorda. Certo, se noi ci prendiamo in comunicazione a chiamarlo Gallo, Relo, Dinargento, Supernove, Vantaggio, prima di ricordarcelo stanno ancora cercando di citare quello che dobbiamo trovare anche in questo nome. Non è che siamo quelli che ricordiamo noi, no, ragioniamoci. L'attenzione sul nome, che è sempre conseguenza delle copie, è credo un aspetto fondamentale non di comunicazione così di moda, la grafica, il proprio identico, eccetera, ma è un elemento, è una dimostrazione che questo partenariato, questo gruppo ci sta credendo per i propri cittadini, per i propri partner, ma ci sta credendo anche per chi ha lanciato la sfida che l'autorità-gestione e la riforma. Noi pensiamo che questo sia veramente un gallo centrale, che sia rispetto alle strategie della Sardegna, centro e centrale. Però uno di questi termini iniziamo a ragionarci, perché non possiamo poi raccontarlo alla fine, ma dobbiamo metterlo, diciamo, in campo all'inizio. Per cui grazie per l'attenzione, vi promettiamo che questi incontri di partecipazione non devono finire all'infinito, no? Anche visto le ore, il tempo che c'è, ma cerchiamo di, per la prossima volta, tutti quanti, di essere puntuali, per dedicarci quell'oretta, non dobbiamo fare questa discussione lunghissima, quell'oretta pomeridiana concentrata, utilizziamo sempre l'orario per i workshop alle 18, per poi al massimo alle 7:30 chiudere, così c'è la possibilità anche di uno di un altro paese di partecipare, se vuole, per non aspettare il turno del proprio paese, e
rendere, come si dice, sostenibile anche questa azione di progettazione partecipata. Grazie per l'attenzione. Se volete iniziare, avere qualche chiarimento, qualche delucidazione, passarci delle informazioni, siamo qui fino a quando voi avete la pazienza di restare in questo primo workshop di avvio del percorso di progettazione partecipata. Così come chiedo all'agenzia Laure se vuole, Pasquale e altri se volete dire qualcosa, aggiungere qualcosa. Io diciamo la presentazione dimentichiamo, naturalmente sono nel programma, come ci sono il gruppo di miei collaboratori, che è il dottor Giuseppe Zingaro, l'architetto Marta Meloni, che è alla console, diciamo, e l'architetto Francesca Carta, che è un primo team per questo. Poi ci sono altri collaboratori che imparerete a conoscere, diciamo, sia allo sportello sia poi negli workshop. La segreteria tecnica comunque comunicherà i numeri di telefono, le mail che sono tutte dedicate, cioè non è una mail qualunque, un numero qualunque, lo abbiamo proprio focalizzato come se fosse una nuova, che è la verità, una nuova entità, insomma un nuovo soggetto che sta realizzando un grande progetto. Io ho finito. Chi vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa, avere una domanda, fare una domanda? Siamo qui. Per curiosità, come sono articolati gli sportelli? Perché dalle 8 alle... Allora, noi garantiamo, lo dico così giustamente perché noi garantiamo la presenza alle 8, alle 4, insomma, all'orario d'ufficio, chiamiamolo così. C'è un nostro, uno di loro, altri che ci sono, stanno lì con la strumentazione e organizzano in quel momento workshop anche per il paese, cioè c'è un discorso di organizzazione e sono, diciamo, disponibili a ragionare, a discutere, a incontrare quelli del paese, insomma, i soci del GAL, quelli che hanno già sottoscritto il GAL, quelli che vogliono interessarsi, quelli che vogliono avere un'informazione, non per appuntamento, sono lì disponibili. Ok, vengono, si fa una discussione, si ragiona, si prende un materiale, si dà un consiglio, si prende l'indirizzo, è un'antenna. Il termine giusto è sportello, non c'è orario, non c'è organizzazione, è lì una presenza di un ufficio distaccato in ogni comune. Pensatelo come se fosse proprio l'agente di sviluppo, si chiama quello, che è dislocato per 3 giorni in ogni comune, in ognuno dei comuni, sono questi qua, che hanno dato vita a Bronzo. Questa era la domanda, non il giorno. C'è uno del team che sarà lì a disposizione, alla discussione, all'organizzazione, a essere insieme, insomma, a una struttura, che è la struttura, in genere sono collocati nei comuni o in diciamo, biblioteche, insomma, istruttore paracomunale, insomma, però ecco, è come se fosse un componente aggiunto della struttura pubblica, del front office pubblico in questo momento dedicato al Laura, vuoi dire qualcosa? Sì, sei stato abbastanza esaustivo, quindi. Voleva dirmi che sono stato abbastanza lungo, era un po' questo. No, solo che effettivamente è una scommessa che non è scontato che si riesca a vincere, la dobbiamo vincere tutti insieme, perché i tempi sono strettissimi e il lavoro da fare è tantissimo. Alcune cose è vero che andranno un po' al di là rispetto a quello che è la data del 15 settembre, quindi come dire, l'affinamento, quello previsto assieme all'autorità di gestione, potrà essere fatto dopo e sarà anzi un buon auspicio se si arriverà a quella fase, perché significa che il GAL è finanziario. Però bisogna farsi finanziare. Per farsi finanziare tenete conto che oggi ci sono 17 proposte in campo e ne verranno finanziate solo ed esclusivamente 15. Siccome tutte e 17 sono attrezzate, in questo momento tutte e 17 stanno mandando avanti il percorso come lo state mandando avanti voi, sta a significare che dovete tentare di realizzare in questo percorso guidato dalla società il massimo del punteggio possibile. Se voi realizzerete il massimo del punteggio, questo sarà un territorio che verrà finanziato. Perché verrà finanziato? Perché vi è un punteggio di partenza che è dato da quelli che sono alcuni parametri territoriali oggettivi e voi non partite svantaggiati, nel senso che siete più o meno a metà graduatoria. Quindi se voi fate le cose bene,
se voi riuscite a utilizzare tutto il punteggio che avrete a disposizione, dovreste essere uno dei 15 GAL che è finanziato. Quanti soldi avete? Non avrete tantissimo, quindi non è che il partenariato pubblico-privato, che il GAL avrà l'ambizione di risolvere l'insieme delle problematiche di questo territorio, assolutamente no, perché parleremo di cifre abbastanza, stiamo parlando di cifre abbastanza, piccole rispetto a quelli che sono i bisogni veri di questa collettività, no? Parliamo non meno di 3 milioni, perché se fossero necessari meno di 3 milioni non verrebbero finanziati, il budget minimo sono 3 milioni, però diciamo così che alcuni conteggi ci consentono di dire che questo sarà un GAL che, se verrà finanziato, potrà contare fra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni e mezzo, a seconda della posizione in graduatoria in cui verrà a trovarsi. Ecco perché è importante, tentare di raggiungere le prime posizioni, perché sta a significare magari quei 500-600 mila euro in più che non guastano. Quindi se parliamo di cifre di questo tipo, cosa sta a significare? Che probabilmente quando la società vi guida a andare a stabilire quali saranno gli ambiti che dovremo scegliere, eccetera, eccetera, che non dovrete pensare soprattutto a quelle che sono le carenze del territorio, perché questo significherebbe magari fare una lista della spesa e i soldi a disposizione non spesa ben fatta, che sia in grado di due punti di forza del territorio che volete valorizzare. E allora all'interno di quei 7 comuni probabilmente ci sono, perché ci sono punti che accomunano un po' tutti, trovare 1 o 2 punti di forza. Perché vi dico 1 o 2 punti di forza? Perché anche se è vero che il bando regionale consente in teoria di costruire una strategia che si basi su 3 ambiti d'azione, però è anche vero che se volete prendere il massimo punteggio voi non dovete basare la vostra strategia su un massimo di 2 ambiti d'azione. Perché? Perché il massimo punteggio lo si ottiene se a ogni ambito viene assegnato non meno del 50% delle risorse, il che sta a significare che se ne avete più di 2, a una parte di queste dovrete destinare una parte irrisoria delle risorse e quindi non potete più, pensare di prendere il massimo del punteggio. Quindi correte il rischio che qualcuno possa arrivare, che magari parte dietro di voi in partenza, però possa arrivare prima. Quindi dovete fare lo sforzo di concentrare su 1 oppure massimo su 2 ambiti. E io sono certo che questo riuscirete a farlo. Poi, siccome, come ha detto benissimo Francesco all'inizio, questo non è la costruzione di un progetto puro e semplice. Cioè fare un GAL significa creare un gruppo di azione locale che, ha l'ambizione di portare la collettività, la comunità, di mobilitare quelle che sono le risorse locali, soprattutto le risorse umane locali, e far sì che quelle persone, chiaramente non tutti, perché in una comunità non tutti hanno voglia di interessarsi, di occuparsi di quello che è lo sviluppo locale, però dare la possibilità a quelli che vogliono farlo di occuparsene realmente. Quindi sarà un progetto, come sempre è avvenuto per il leader, o come dovrebbe sempre avvenire per il leader, però guardate che man mano che si va da una programmazione all'altra, di fatto poi l'Unione Europea, non la Regione Salute, ma l'Unione Europea direttamente, affina un po' la tecnica, quindi chiede con regole sempre più stringenti che si dimostri realmente che in quel progetto è stata chiamata la collettività, a dare un suo contributo reale. Tanto è vero, anche se ve lo dico, ve lo anticipo, anche se non sarà un qualcosa che dovete risolvere entro il 15 settembre, cioè la scadenza per i primi anni, ma che dovrete dare una forma giuridica a questo GAL. Una forma giuridica che dovrà consentire alla componente privata del GAL di avere un peso in termini di voti, in termini di esprimere la governance stessa della società, che è superiore rispetto alla componente pubblica. Quindi il GAL, questo per regolamento comunitario, la maggioranza delle decisioni devono essere prese dalla componente privata rispetto alla componente pubblica. Però è anche vero, e anche questo lo dovete sapere oggi, che il GAL per poter nascere, questo l'ha deciso la Regione Salento, deve avere un capitale sociale che non può essere inferiore a 100.000 euro. Cioè 100.000 euro, trovare 100.000 euro, non è una cosa semplice. Voi provate un po' a immaginare cosa significa se chiediamo ai privati, se si chiede ai privati di mettere la maggioranza di questi 100.000 euro. Starebbe a significare 50.000 e qualcosa, cioè i privati probabilmente si prenderebbero, a iniziare da Francesco, ma probabilmente più alla Orea, tutti si prenderebbero a Sassati, giustamente, di dire, ma io come mio compito, come privato, cosa mi compete? Mi compete di pensare allo sviluppo della mia impresa. Poi chiaramente voglio farla assieme agli altri e costruire il bene comune. Però soprattutto come compito quello di pensare a far crescere la mia impresa.
Chi è che ha il compito di pensare a far crescere, come dire, il territorio? Ce l'hanno gli locali, no? Quindi bisogna trovare una forma giuridica che sia in grado, allo stesso tempo, di consentire ai privati di avere la maggioranza, come dire, quindi di poter prendere le decisioni in maggioranza, di essere maggioranza all'interno della struttura di governo, però di consentire al pubblico di capitalizzare fondamentalmente questo organo. E questo esclude probabilmente qualche forma societaria, come per esempio le società di capitali, che per essere appunto, come dire, quando decidono sulla base del capitale che ognuno apporta, quelle probabilmente non sono esattamente quelle che sono adatte a, come dire, a partenariati di questo tipo. Probabilmente bisogna pensare più a quelle forme che valorizzano la partecipazione, che è lo spirito vero per il quale l'Italia nasce. Allora, noi come Agenzia Lavori abbiamo un ruolo all'interno del processo, l'abbiamo fatto nella programmazione passata e continueremo a farla anche questa, non solo per questo territorio, lo faremo per tutti e, come dire, i 15 territori che, come dire, si costituiranno come perlomeno non ci vorranno. Chiaramente non è un'imposizione, quindi ove non ci vorranno anche noi, come dire, sapremo, come dire, fare un po' un piccolo passo indietro e ci metteremo a margine. Però alcuni compiti ce li assegna direttamente il bando e ce li assegna direttamente l'amministrazione regionale. Questi compiti, alcuni di questi compiti ve li dico subito. Uno è quello di accompagnare i partenariati nella fase di fine tuning. Nella fase di fine tuning noi accompagneremo sia l'autorità di gestione da una parte e sia i partenariati, quindi GAL, che si stanno costituendo dall'altra. In questa fase cosa avverrà? Perché c'è una cosa che dovete sapere. I fondi fondamentalmente che si andranno a gestire derivano da un fondo europeo che si chiama Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale, no? È quello che volgarmente viene chiamato il fondo dove si trovano i soldi per l'agricoltura, i soldi per gli agricoltori. Ecco perché è importante che in tutti i casi la strategia, anche se non necessariamente deve essere così, però deve avere, come dire, perlomeno deve essere pensata in grado di valorizzare anche quelle che sono soprattutto le risorse agricole del territorio, anche se non fa solo questo. Però deve essere pensata, perché i fondi e soldi fondamentalmente derivano da lì. Altrimenti è molto semplice che qualcuno attacchi i GAL e dica ma i GAL, cioè, come dire, abusivamente spendono risorse che non sono, come dire, proprie loro, ma che sono proprie degli agricoltori. Invece non è così. Anche perché in tutti i casi quella regione non è che abbia messo, come dire, sono 64 milioni in questa programmazione. Il 5% circa o poco più, tenete conto che l'Unione Europea stabilisce che minimo il 5% del fondo, dei soldi e del PSR devono essere destinati a vivere, pena che la regione rinunci. Dice, tu hai il 5% delle risorse in meno, non prenderle e puoi anche non fare i GAL. Però se quelle risorse le vuoi spendere, almeno il 5% li devi destinare a questo. Quindi diciamo che in Sardegna, un po' anche in tutti il resto delle regioni d'Italia, insomma, si rispetta questa percentuale del 5%, non si va molto oltre. Però tenete conto, quando andrete a costruire il progetto, un occhio di riguardo a quella che è la componente agricola, perché altrimenti si rischia davvero di creare una inimicizia fra le diverse componenti della società. Cosa aggiungeremo? Quindi la fase di fine tuning, che dicevo, in quella fase cosa avverrà fondamentalmente? Avverrà che ci sarà un allineamento tra quelli che sono i desiderati, cioè quella che è la strategia che il partenariato ha elaborato, che non arriva a stabilire, come dire, spenderemo tot da questa singola misura, quello lo si stabilirà poi in una trattativa con la regione, che dirà quali sono le misure più adatte. In questa fase voi non dovete andare a stabilire le misure, dovete solo andare a stabilire che cosa realmente volete fare. E guardate, alla fine non sarà un progetto, come dire, generico, perché non potrà essere questo, perché non potrà essere finanziato un progetto generico. Alla fine dovete andare quando come dire, si presenterà il PDA, che avrà 1, 2, 3, 4, 5 azioni chiave, 1, 2, 3, 4, 5 piccoli progetti sta a significare. Ci vorranno, se vogliamo avere l'ambizione di essere finanziati, non nomi e cognomi nel senso finanzio, come dire, sabbo, finanzio no, però ci vorranno delle persone che stanno già prendendo un impegno materiale a fare un investimento su quello. Le persone sta a significare che possono essere delle persone dei privati, per quanto riguarda gli investimenti che sono proprio dei privati, dei soggetti pubblici per quanto riguarda gli investimenti che fanno i soggetti pubblici, oppure anche delle altre tipologie di investimento se vi sono, tipo la ricerca, cioè tutto ciò che fosse necessario. Quindi quando voi costruite questa strategia voi dovete pensare a questo, che non si fa, come dire, il workshop che ha detto Francesco, va uno e dice i pastori devono fare questo, no. Se i pastori devono fare qualcosa, ci vogliono i pastori all'interno di quel tavolo che dicono noi vogliamo investire per fare questa cosa e siamo disponibili a starci dentro. Poi i soldi non si daranno direttamente a loro, perché i soldi alla fine qui verrà fatto un bando e quindi si stabilirà con un bando. Però quei soldi, cioè ci vuole un protocollo nella quale si dica allora, quella riunione dove si è deciso di fare quella cosa,
era presente il signore che è un pastore, il signore che è un pastore, che era un sindaco, che era un ricercatore, e hanno, come dire, convenuto questo, e ognuno di loro a fianco ha preso un impegno ben preciso cosa fare. Quindi, queste saranno le cose che saranno guardate dalle pena, dire, quei soldi rimarranno inutilizzati. Quindi potrete anche dai punti di punteggio presso i finanziati, però quei soldi rimarranno inutilizzati. Se i soldi rimangono utilizzati, c'è un danno enorme, lo sapete che succede? Perché in questa programmazione è previsto che un massimo del 25% delle risorse vada a pagare le spese di gestione, quindi la struttura, tutto ciò che serve per farlo funzionare. Però il 25% non di quello che è concesso, il 25% di quello che realmente si spende. Quindi se i soldi che dovranno essere messi a bando non si riesce a spendere per un motivo o per l'altro, sta a significare che non ci sono soldi neanche per pagare la struttura. Ossia, si crea una struttura, si iniziano a pagare gli stipendi, come poi va a rendiconto, no? Si presenta il rendiconto e si scopre che nelle azioni al bando non si è speso niente. Se non si è speso niente significa che chi ha pagato quegli stipendi poi dovrà trovare i soldi dai propri bilanci perché l'Unione Europea, insomma, AGEA non rimborserà niente. Quindi, quando si costruisce il progetto dobbiamo essere certi, consci che dobbiamo fare una cosa veramente credibile, altrimenti stiamo creando non sviluppo nel territorio ma solo un danno nel territorio. Quindi, se poi possiamo avere anche noi stasera giusto va benissimo, va bene, c'è un piano di comunicazione bello, insomma, corposo, che è in grado di coinvolgere, insomma, tutto ciò che era previsto nel coso mi sembra che hai proprio centrato perfettamente. Noi si tratta veramente di mobilitare, di muoverci tutti assieme e di andare a scrivere veramente questo progetto. Ma in questa attività di sportello, cioè in questa fase di semplificazione, il privato deve già venire allo sportello magari portando delle idee progettuali, cosa deve fare? No, allo sportello portare l'idea allo sportello veramente no. Lo sportello è un po' capire come può essere organizzata, deve portarlo all'incontro serale, al workshop. Però se uno ha una domanda, un dubbio, una cosa, può avvicinarsi allo sportello. Per esempio, lei adesso è qui, poi ci può essere magari un suo amico, un suo collega che dice ma c'è questa roba, come andiamo allo sportello che te ne parlano, cioè serve all'organizzazione. Vuoi un chiarimento come farlo? Cioè ho questa idea ma lo posso proporre? Non aspettate il workshop, non aspettate la sera, diciamo, dove c'è il tavolo, che il tavolo, come dicevo prima, dobbiamo lavorare. Quindi dobbiamo un'ora e mezzo massimo metterci a produrre. Invece allo sportello c'è il tempo di chiedere ai quelli dello Stato, ma possiamo fare questo? Adesso avete visto anche la puntualizzazione che ha esposto Pasquale Sulis. Cioè ci sono delle cose che magari si possono chiedere allo sportello, ma io posso dire questo, posso portare questo, posso portare quest'altro, e quello è l'azione dello sportello. Però l'idea e anche, alla fine noi ne facciamo 3 serie di momenti serali, diciamo, quando ci avviciniamo all'ultimo momento all'ultima giornata, stiamo iniziando a dire le cose, cioè a tagliare, non è che si può dire, ma forse, cioè a mettere anche impegni su questi testi, per cui diciamo utilizzate, però di essere chiaro, lo sportello come informazione, come mobilitazione. Noi utilizzeremo anche lo sportello per fare attività di comunicazione social e l'antenna. Utilizzate la partecipazione di momenti, diciamo, di workshop come partecipazione. Ok? Spero che sia chiarito, ma lo sportello serve per chiarire anche questo. Se non è chiaro adesso stasera, se ne avete occasione, arrivate allo sportello e richiedete, insomma, queste informazioni. Prego. Allora, un chiarimento sui workshop, se non sbaglio dovrebbero essere 2 in ogni comune. Allora, gli obiettivi da raggiungere all'interno del workshop saranno delle idee progettuali, e delle azioni o dei settori principali di riferimento. Da ogni comune però dovrebbe... No, dobbiamo costruire una strategia comune. È finito, scusa. Sì, dobbiamo costruire una strategia comune attraverso delle tecniche che si chiamano di progettazione partecipata. Per cui le tecniche di progettazione partecipata, che è difficile da raccontare ma è facile poi realizzarle, prevedono che ci sia uno o più facilitatori
che espongono insomma quella che è la metodologia, che raccontano un po' diciamo, gli argomenti di discussione e rispetto ai quali con delle tecniche proprio si stabiliscono che cosa? Si stabiliscono del suggerimento di strategia, ve lo dico molto molto generale, non voglio entrare nel dettaglio. Si dovrebbe realizzare una matrice SWOT, però a questo punto diventa tecnico, che per molti di voi è una cosa abbastanza conosciuta, cioè sul territorio va montata per esempio una matrice, un'analisi in cui vengono presi in considerazione i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce. E cosa facciamo un ragionamento? Io lo traduco sempre molto più elementare, vediamo le cose che non vanno bene, le cose che vanno bene, rispetto a questa strategia, non rispetto a tutti i mali del mondo, cioè rispetto a quello di cui stiamo parlando, quelle che possono essere le opportunità di queste strategie e quelle che possono essere i pericoli nella realizzazione di una strategia. Primo, in un altro sportello possiamo, in un altro workshop, in un altro momento possiamo ragionare anche un'analisi critica nel senso di valorizzazione di quella che è l'attività pregressa, perché in questo momento abbiamo operato un GAL, una stagione precedente di GAL in cui si ragiona che risultati abbiamo raggiunto, come possiamo ottimizzare questi risultati. Ogni comune, Antonio, porta, perché abbiamo voluto fare comune per comune, non perché ognuno sia una repubblica indipendente, alla fine la strategia è unica per il territorio, perché è un gruppo, però ogni comune può apportare la ricchezza della propria specificità. Il valore di questo GAL, noi facciamo analisi dello sviluppo, facciamo progettazione di piani di sviluppo anche a livelli molto, molto ampi. Questo territorio su questa partita sta portando non un desiderata, questo è il primo giudizio, ma sta portando un consolidato. Cioè se noi dobbiamo ragionare di sviluppo locale e lo sviluppo locale passa attraverso la ruralità, la terra, eccetera, che è un po' un discorso, se avete anche un po' di attenzione, di ricordo su quelli che sono stati i temi di questi ultimi 2 anni, dall'Expo di Milano in poi, è un po' un tema che sta diventando modaiolo, no? Cioè bisogna fare un sviluppo ritornando alla terra. E se poco a poco chiudiamo gli occhi e immaginiamo questo territorio alla terra, ci sono tornati, costruendo anche realtà economiche, alla terra, alla manualità, all'arte, all'artigianato, eccetera, i comuni che stanno comprando questo gas, in diverse gradazioni, però non con una concezione di utilizzo del territorio per realizzare sviluppo di tipo, tra virgolette, arcaico, di risulta, ma con una concezione, con delle scommesse che hanno fatto, che hanno portato esperienze, produzioni, cultura del territorio a competere. Qui siamo a Moiara, facciamoci un po' la particolarità. Stiamo parlando di un territorio di vino, ma non un territorio di vino di 25 anni fa, di 30 anni fa, ma un territorio che produce su un livello che non ha timore reverenziale rispetto a quelli che sono i mercati e le dinamiche di livello nazionale e internazionale. La scommessa del piano di sviluppo rurale è questa. In molti territori, in alcuni territori questo è un progetto. In questo territorio, per l'analisi che abbiamo già fatto questa settimana, per le conoscenze che poi abbiamo anche di questo territorio, si parte da un gradino, cioè siamo già credibili perché abbiamo un gradino. Si tratta di ottimizzare, si tratta di mettere, come si dice, a sistema, perché alcune azioni, alcune strategie sono andate avanti, in parte perché sono bravi gli amministratori locali, in parte perché sono bravi e sono diventati bravi i produttori, quelli che sono diventati imprenditori ma moderni. Questo è l'aspetto che io colgo, che il nostro gruppo ha colto come prima radiografia, chiamiamola così, prima analisi territoriale che è stata fatta. Per cui ogni comune non è diverso, dissimile l'uno dall'altro, ma ogni ha rispetto al tutto una focale
una prospettiva poco diversa rispetto a quella che è Oliena, o rispetto a quello che è Orgoso, rispetto a quello che è Ortelli. Però ecco perché vanno accesi questi, no? Si chiama proprio l'operazione di autostima, no? Di accrescere l'autostima della componente, perché una volta che li portiamo, sto ragionando un po' di termini forse molto complicati, ma una volta che portiamo insomma a livello questo, noi riusciamo a costruire il sistema, si dice proprio questo, un sistema che ha una valenza territoriale. Io sono molto convinto, non lo faccio perché stiamo lavorando, il nostro gruppo sta lavorando, quindi poi c'è il lavoro, ci andiamo, però come posizione di partenza, anche di soddisfazione, è un territorio, un insieme di comuni che può diventare veramente un elemento centrale. L'elemento centrale può diventarlo anche in funzione della relazionalità che può fare questo territorio, però parte da un consolidato che può soltanto qualificarsi. E se riusciamo, il gruppo di azione locale è quel di più, no? È quello che fa diventare, passatemi il termine che non è esatto, il distretto. Il distretto è un termine comune, si parlava distretto di. Qui stiamo ragionando di distretto, qui si è discusso una decina del distretto rurale, no? Pasquale, ti ricordi questo discorso qua? A volte ci si ferma per tante piccole cose, un po' perché è la logica della vita, no? Vince uno, perde l'altro, c'è questo, c'è quest'altro. Però effettivamente o c'è costruzione di costo, no? Cioè sistema. Se c'è sistema, il sistema non è limitato solo ai 7 comuni, diciamocelo questo, è una punta, è una cerniera che può trascinare l'intero territorio. Adesso me la sto caricando un po' questa, ma non me lo sto facendo perché la squadra deve essere caricata prima di scendere in campo. Anche quello deve essere fatto. Cioè dobbiamo crederci a questo, se no facciamo il nostro compitino sperando che I due obiettivi siamo già orientati o non ho capito. i due obiettivi che dobbiamo raggiungere Stiamo iniziando, stiamo ragionando. I comuni ancora non si sono parlati per vedere se Non sono i comuni, non deve essere non sono i i comuni. non sono i comuni, è tutta una discussione che porta ai comuni. E se fossero i comuni stiamo sprecando tempo. Perché se no non è che ciascuno propone un obiettivo appunto. No, ciascuno non propone, c'è un set di obiettivi, c'è un gruppo di obiettivi. Rispetto a rispetto a queste è difficile che abbiate sentire comune. Facciamoci anche questo. Allora che uno dice, uno dice vogliamo fare energia alternativa. Il turismo credo può dare un bene a tutti. Può essere, io non lo so, io qui devo soltanto ascoltare. Può essere, io parto dicendo che non so cosa può andare bene, cosa decideremo di andare bene. Se no non funziona, se no alla fine non Francesco, su questo, cioè si arriverà, non si parte da stabilire, cioè vogliamo quest'ambito, vogliamo quest'altro, no? Quello sarebbe il modo per, come dire, per farci litigare subito e chi vuole il turismo, non si parte invece da quello che diceva Francesco, cerchiamo di fare prima l'analisi territoriale, di capire quali sono le cose, le positività del territorio, non le cose su cui il territorio può puntare, e quali sono invece le cose che invece creano qualche problema al territorio, quindi quelle che meglio lasciare da parte. Una volta che si stabiliscono queste, poi si va a capire ma di che cosa ha necessità il territorio per valorizzare quelle cose importanti o che pensiamo, che quasi tutti ci riconosciamo che sono importanti. E lì chiaramente non è una o due cose, lì sono tante le cose. Solo una volta che viene fatta questa fase, poi dopo, si cercherà di capire, ma tutti questi bisogni che noi abbiamo individuato, con quali, poi c'è un meccanismo che è un po' particolare che non sto a dirvi perché è meglio una sorpresa, la società, con cui questi, come dire, tutti questi bisogni verranno pesati, il termine corretto dovrebbe essere questo. Una volta che si fa questa fase poi si cercherà di fare lo sforzo, li abbiamo pesati, questi sono quelli che abbiamo ritenuto più importanti, quindi li abbiniamo a questo ambito piuttosto che a questo, piuttosto che a quest'altro. Però cioè, si litiga dopo, ma non si litiga, anche perché in tutti i casi l'ambito non significa il finanziamento a quelle, non è quello, quindi c'è spazio per finanziare tante cose. L'importante è centrare veramente quello che è il problema territoriale, no? Dei paesi comuni. Dei 7 paesi. Sì, ma scusa Pasquale, ma allora questi ambiti rimangono sempre gli stessi? Cioè è questo che non sto riuscendo a capire, che ne so, abbiamo agricoltura, allevamento, turismo,
No, non sono esattamente così. No, sto facendo un esempio giusto per capire come ci si deve muovere poi successivamente. Magari adesso sarà anche facile riuscire a sceglierne due, no? Come dicevi, per poi arrivare a un dunque finalmente. Cosa succederà negli anni a venire? Cioè, che ne so, quest'anno tutte le nostre attività che abbiamo deciso di aderire al GAL scelgono, che ne so, agricoltura e allevamento, no? E verranno... Allora, agricoltura e allevamento in teoria potrebbe essere un ambito, ma potrebbe essere anche più vasto, è uno ambito. Finanziamento delle filiere... allora, racchiude tutto. Sì. Però non dobbiamo pensare l'ambito viene dopo, noi pensiamo su quello che ci serve. Poi l'ambito è un po', come dire, è anche un aspetto tecnico molto, no? Da costruirlo intorno, cioè capire qual è quello più corretto per centrare, come dire, quelli che sono i desiderata delle persone che hanno partecipato ad elaborare la strategia. Però tanto non litighiamo su quello. Rischiamo di litigare se iniziamo da qui, ma se non iniziamo da qui, se noi ci chiariamo bene sul resto, non litighiamo di sicuro, stai tranquillo. Il turismo, ad esempio, racchiude 1000 cose. E il turismo che cosa? Il turismo può significare tante cose. Appunto. Se invece noi capiamo cosa vuole fare, una volta che capiamo cosa uno vuole fare, quello magari lo può realizzare, sia in un progetto perché cosa vogliamo, cioè, finanziare un grande albergo, no? Non ci basterebbe il sud, non sarebbe neanche la strategia del quindi, cioè quando diciamo cosa noi vogliamo il turismo, ma che cosa? Secondo che cosa vogliamo, noi magari quell'operazione la possiamo finanziare se stiamo finanziando l'agroalimentare, come se stiamo finanziando la valorizzazione degli attrattori naturali, come se stiamo finanziando la valorizzazione degli attrattori culturali. Cioè, in tante maniere può essere finanziata la stessa operazione, in funzione, come dire, di cosa gli costruiamo attorno. Non è importante che scaturisca dall'assunzione. Quello che lo dicevo, se posso aggiungere, l'alternatività degli ambiti è un'alternatività strategica. Semplifico questo, è non alternativa tra pastori, agricoltori, vignaioli, eccetera. Infatti anche il tematismo è sviluppo delle filiere. L'alternativa è tra un territorio che pensa che la presenza delle attività produttive sia significativa rispetto a un territorio che vuole soltanto, per esempio, avere una vocazione ambientale o una vocazione sociale. Cioè le alternatività sono alternatività proprio strategiche. Cioè perché ci sono territori, come vi ho detto, che devono ancora costruire l'aspetto produttivo, che non è il vostro caso, per come vi conosco, come conosco il territorio, che in questo momento è più opportuno magari modulare meno l'aspetto di attenzione rispetto al comparto produttivo e modulare meglio per esempio la manutenzione ambientale, preparare il territorio per la manutenzione sociale. Questi sono i temi che diciamo in generale, ma lì ha ragione il dottor Pasquale, cioè non è il discorso, facciamo un elenco e una volta, io voglio questo. Partiamo dalle specificità e vediamo quelli, che è un'impostazione, guardate bene, è un'impostazione che stiamo già, non dico scegliendo stasera, ma dovremmo sceglierla, per cui c'è una logica di qualificazione. Io vi ho detto, sono andato oltre un po' il mio ruolo di facilitatore, però dobbiamo anche mettere in campo le carte. Il tempo è poco, quindi dobbiamo stringere. Se uno dice come sono in questo territorio, devo fare sviluppo, devo costruire vigne, cioè alla fine devo fare vigne, il territorio deve riprendersi le vigne, devo farlo ancora. Quindi c'è una strategia. Se invece ce le ho già, che cosa devo ragionare? Devo impiantare nuovi vigneti, passatemi quel termine. No, devo qualificare la produzione. Cioè in generale qui c'è da come dire, qualificare con delle azioni, e qui sono cose anche abbastanza noiose e complicate, anche di tipo trasversale. Non è vietato che ci siano degli ambiti trasversali, perché rafforzare un comparto o un settore produttivo non significa soltanto dare l'incentivo per il cambio delle botti o per altre cose, ma significa per esempio costruire anche un sistema sociale che sia adeguato per esempio a quella che è la produzione. Ecco il settore trasversale. Però la strategia, per essere strategia, deve essere riconoscibile, non deve essere questo e anche l'altro. Ma quello è un po' il ragionamento che ho fatto. Cioè deve essere chiaro che state credendo in una direzione, se no siete quello che arriva, è un territorio che non va da nessuna parte. Non perché non vi prega, perché magari per i ripescaggi eccetera, no? Facciamo un discorso calcistico,
magari uno viene anche ripescato. Non è quello. Il problema non è questo, la partita dobbiamo vincerla, perché se non la vinciamo andiamo a Serie B e pazienza. Cioè dobbiamo vincere e pensare al dopo. Perché questa è la qualificazione, grande qualificazione di quelle che sono le strategie di PSR, cioè è anche come ha detto bene Pasquale, l'Unione Europea che ha capito dagli errori quello che può essere fatto bene. Se entriamo in questa partita stiamo entrando in un girone di quelli veramente da Champions, cioè possiamo fare tantissimo. Ecco perché ci vuole diciamo una cosa sicurissimo, perché se uno è interessato solo ed esclusivamente a fare un piccolo investimento aziendale, qualunque sia il campo su cui lo fare, sono le misure del PSR, sono i bandi regionali, non partecipa. Se è interessato a fare una cosa singola, partecipa al bando regionale. Cioè non ha necessità di aspettare, come dire, gli altri, se solo questo. Il GAR cosa dà come valore aggiunto? Perché non fa una cosa da solo, lui fa una cosa sapendo che il contesto, quindi il resto degli imprenditori, piuttosto che, come dire, le amministrazioni locali, piuttosto che altri soggetti, stanno facendo nello stesso periodo ugualmente degli investimenti e ognuno si avvantaggia dall'investimento dell'altro. Cioè il vantaggio del GAR è questo, che consente di, come dire, concordiamo assieme cosa dobbiamo fare. Poi ognuno è chiaro che fa il suo, no? Se io ho la cantina, non è che mi metto a fare il formaggio, faccio la cantina, no? Però io un conto è che faccio la cantina senza tener conto di cosa fanno gli altri, un conto è che faccio la cantina sapendo che magari c'è la locanda che è in grado di ospitare, che magari c'è quell'altro, cioè, sapendo che ci sono una serie, che magari c'è il comune che fa un investimento, sapendo che ci sono una serie di altre cose, di altri investimenti, di altre, come dire, visioni che si sommano alla propria e consentono di creare un clima migliore per l'investimento. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è vero che ci si basa solo esclusivamente su quei 3 milioni e mezzo o 4 milioni che derivano dal PSR, perché i soldi certi sono qui. Però non è vietato, che all'interno delle PDA vengano individuate, un qualcosa che serve per migliorare la strategia, non un qualcosa di alternativo, però qualcosa che serve per potenziare quella strategia che derivi da altri fondi. Non c'è certezza che vengano finanziati, però insomma, se un territorio fa le cose per bene, politicamente, e sia previsto un altro investimento a valere su altri fondi, anche se non c'è un obbligo legale, no? Non c'è nessuno che poi obbligherà la regione davvero, glielo devo concedere, non esiste questo, però politicamente è molto ma molto complicato che qualcuno dica non finanziamo questo, non verrà finanziato di sicuro, anzi all'interno del PDA, proprio danno il punteggio addirittura, ci sono dei punteggi aggiuntivi se quando si pensa alla strategia si pensa a raggiungere quella strategia anche facendo riferimento ad altri fondi, quindi a cose che non verranno finanziate nell'immediato, che però potrebbero essere finanziate in quindi guardate, vale la pena di... Bene, si vede al prossimo. mi raccomando, pagina Facebook, fate circolare. Dove dobbiamo andare? Pagina Facebook. Vedere che siamo un po' esperti. I sindaci giovani, insomma, O no, cercate. No, cos'è? Ce l'ha fatta Valentina. Vediamo domani a ore 20.